Mandi, benvenuti alla Ciacarade in Aquili Liberis. Mandi, ho insieme a casa dal professor Gotthard Mitri, che ha una bellissima casa contadina in Revis. E mandi, professor. Mandi Paoli, mandi a tutti. E dunque, noi ho sentito un posto fantastico, perché hai una zona piena di morars, no? E dunque chi sa in morars e che continua insieme a veio perché è un spettacolo cialaio, vuol dire che era una zona lì che ottenevi cavaliers. Paoli, bel discorso. Intanto comincerei proprio dalla parola morar, perché per furlan alle automatiche, alle una pianta che fa moris, allora è un morar. Ma il problema è c'è mai che per furlan e per tagliare il gelso. Allora il gelso avviene di questa situazione. L'amore avviene dai baras, dal rovo, ma anche appunto dall'arbol grande. Quindi i latini si distinguevano che morus excelsus, cioè alt, quindi il moris dalle alte. Ma spiegate queste robe, curiosità sul gelso, sull'etimo di gelso, veniamo all'allevamento dei cavalieri, che, giusto per dare un numero, quindi pensare che alla fine del Volcent, avevano in Friuli non è manco che 220.000 morars censiti. E dal catastro, in gran parte dei terreni, come è cambiato poco, ma se ne c'è molto al catastro, che tiene i terreni seminativo arborato, e che l'arborato lì voleva dire che erano i morars di confine tra una proprietà e altre. Era un lavoro che dall'allevamento dei cavalieri che attaccava alla fine di aprile, durava 35-40 giorni, si lava, chi noi l'abbiamo controllato perché tra virgolette la sammecia o ious che venivano venduti a quantità o a telarins o a telains oppure a once, un'once di 30 grammi che arrivava a dare un 70 kg di galette. Un'attività che veniva impegnata la famiglia di una banda di uomini che avevano di là appunto a chiudere la fue per nutrire e alimentare i cavalieri. E a chiesa le femmine che erano che poi deputati a dare di mangiare. Dall'imprimo la fue veniva tacciata fine, dopo si dava la fue intera, dopo la bacchettuta e dopo la bacchetta più grande. Ecco, una roba volevo dirti che una nonnuta mi ha contato, che come noi e poi, che una volta per far crescere i os, mettevano le femmine fra le tetis. Allora così sai perché anche questa è una roba di tenere di conto, la temperatura aveva di essere tra i 22 e i 25 gradi, allora dall'imprimo veniva mettuto appunto il clip lì dalle sioris, o se no in cucina, dopo per ordine si slardiava dalla cucina alla camera, dalla camera al corridore, o se no in te solare sotto i chiassi viene avanti. Perché dopo tu scugnevi stegnire la temperatura, perché mi visi che avevi avuto un mese di mai freddo e non era neanche fuori la fue. Si vede di più alla stue. Sì, che il periodo lì, giustamente tu mi dici che aveva di combattere con la floridura dal morare, da fuori in quel momento. Dopo 35 giorni il cavaliere cominciava a menare il chiave, all'era passato, aveva una lunghezza di circa 9 cm e pesava sui 3-4 grammi e allora aveva di là al bosco, aveva di là a filare. L'aveva affilato là, in tal sorreal di siale, abbiamo operato a forme di chiappe o forme, tu mi dicevi tu, di pipine, ecco, dalle mie bande. E lì i cavalieri si facevano su, in 3-4 giorni arrivavano a da fuori la galette.
E la galetta, chi viene qui per caso un'esemplificazione, poteva essere bianche, no? che classicamente conosciute, o fin tra mai gialle, anche queste, però la più preziata era che bianche. Il cavaliere, per far su, che roba che alla metà 3-4 giorni per là, aveva una sorta di filamento colore che buttava fuori dalla bocca e faceva su queste robe. Se avesse troppo lungo il filo che faceva dava fuori il cavaliere, all'ave di 1000 volte a 2002 metri, venga stai di media 2 km di bave al dave fuori. Io dico che è di rimarcare la roba straordinaria e miracolosa che poteva dare la natura. Il cavaliere, cioè la galetta poi pesava sui 1-2 grammi per ogni galetta. Anche qui strano, perché noi dobbiamo il termine galetta che è un collettivo, va bene? Italiano è il bozzolo, va bene? Allora, per ripiare anche qui il discorso dell'etimologia, galetta è un termine celtic dalla Francia, dove che gallois, dalla forma diminutiva galetta, vuol dire claput, e in effetti ha l'idea di essere un claput. La roba veniva dopo portata al seccatoio, dove che veniva scaldata, si coprava un po' la bestia, e dopo veniva passata alle filandis, dove che i famosi, tu dicevi, gli sierutis, fantazzutis o femminis. Facevano le filanderis. E lì qual era il compito? Avevano in tacchisti bascutis di aghe bulint, tiravano sul la galetta, tiravano sul filo, avevano di mettersi in collegamento con il rochelle e lì avevano stati attenti perché non potevano permettere di non attaccare tutto il filo. E allora questo lavoro pesantone, perché avevano le mani dall'aghe bulint per tanti ore, era di grande tensione, di grande sacrificio. Perché mia madre mi diceva che i più bravi siete voi figli a Tignivin. Tra l'altro, sì, perché aveva di cuore suo io. E naturalmente il termine che dopo era, in termini normali erano i filanderis, qualche volta qualcuno li chiamava i bigattis. I bigattis, Bartolin. Sì, Bartolin, i bigattis perché sì, quando il cavaliere non arrivava completo a fare il lavoro, la galetta si maglava, allora veniva un bigat. Un'altra parola che è collegata con l'allevamento, quando la forma non era imprecisa, che succedeva? E ha fatto una fallope. Allora, di chi il termine ti ha fatto una fallope perché ti ha fatto una roba sbagliata, è chiamato dall'allevamento dai cavalieri. È un lavoro che è lato a finire. E che rindares? Assolutamente, era una delle entrate principali della famiglia furlana dal primo periodo dell'anno e è stata abbandonata perché due motivi fondamentali. Dall'imprima sono arrivati le fibre tessilis e che hanno fatto sì che si vendesse manco sede. Di quattro bande i due motivi. A un certo punto i morari si malavano e la fuoco non veniva in davanti bene. Terzo ultimo motivo è che l'uomo non è mai contento, allora per non stare a girare i trattori da mezzo ai morari, con i ricordi sfondiari, hanno preferito llevare i morari, anche se come il morare è una pianta protetta. E preseadeta in certi preseadeta non solamente, ma anche non si può toccare perché è un delitto. E per finire, dopo la galetta, non si partava? Si partava lì alla galetta, lì a Codroib, la che si tirava su e si andava via col sac, speranzoso, perché anche lì naturalmente erano i controllori che avevano di essere di prima scelta, seconda scelta e via in davanti. Si faceva una bella entrata perché non era in altre entrate, si fa che comunemente dalla stalla, ma la stalla andava giusto ciò che conventava per mangiare. Per mangiare. Sì, perché era una vacca d'os per famiglia.
Bene, grazie professor Metri, io Grazie a spero voi. di tornare a tassi per altre robe, perché hai di contare tante robe. Ti ringrazio e io a voi duc us dis, mandi. Mandi. Aquile dal Friul, moviment politic furlan. Has tu mai pensato che tu podaressi spropit fa un regalo ai Saquilis? Il moviment al si sta slargiant e alla di bisogno anche di te. Tanti sgotis, anche picciulis, a fasin il mar. Se stu picciul, anche di euros a puedin iesi di grant zovament per vite de Saquilis. Se stu grant, parleci il to regalo al squen sta sot dal limit dai 500 euros. Vuelis tutte serati? La to part pal 2022 non è cresciuta e resta di 20 euros. Dome paraderia al movimento squenis anche compilà il modul parzontati. Per info e modulistiche privacy mande un'email a coordinatore gubanute@aquiladelfriuli.org. Paitiei versaments, stant attenta e causal, dopre che stiban. IT, vot 6, P, nule, 5, 4, vot 4, 6, 5, nule, 1, nule, C, nule, 5, nule, 1, nule, 3, vot 3. Grazie, parchest tometiti al servizi dal Friul. Buenis fiestis. Aquile dal Friul. Il partit dal Friul.